Livatino, il giudice ragazzino ricordato a 34 anni dalla barbara uccisione, le parole del ministro Piantedosi e il suo killer che dice: mi farei ammazzare ma non lo farei mai più, lo prego ogni giorno. Vita nelle carceri, protesta dei sindacati, il personale è esiguo ed esposto a continue aggressioni. Per il rinnovo delle province la maggioranza condivide l'idea che si vada al voto il prossimo 15 di dicembre. Vigneti danneggiati e furti di prodotti agricoli, Rosario Marchese Ragona, presidente di Confcoltivatori, chiede maggiori tutele. Alzheimer World Day, partecipato evento di sensibilizzazione alla Valle dei Templi e il Palazzo del Libero Consorzio si tinge di viola. Simposio di radioterapia ad Agrigento e Open Day nella giornata mondiale contro i tumori ginecologici. Scossa di magnitudo 4.1 a largo dell'Egadi, avvertita nel Trapanese, per fortuna senza danni a persone o cose. Domani derbissimo tra Castrum Favare e Acragas, trasferta vietata ai tifosi residenti ad Agrigento, e Sport City Day all'impianto polisportivo del villaggio Peruzzo. E a tutti un saluto dalla nostra redazione. Apriamo con un'ampia pagina dedicata a Rosario Livatino, perché sono passati 34 anni da quel 21 settembre del 1990 in cui la Stigia freddò senza pietà il giudice ragazzino, poi dichiarato beato, e oggi Agrigento lo ha ricordato così. Oggi un evento importante, si ricorda l'uccisione del magistrato Livatino. Voi come NM darete la vostra solidarietà. Sì, come ogni anno mi avviso un'occasione importante per ricordare il giudice Rosario Livatino, una parte importante della storia della Sicilia e di tutta l'Italia. Mi piace ricordare il profilo non solo professionale che tutti conosciamo, ma anche il profilo umano di questa persona veramente eccezionale, una persona che si è dedicata con grande impegno al lavoro quotidiano, e per questo ha pagato con la vita. La speranza, a mio avviso, è quella che in futuro l'esempio del giudice Rosario Livatino possa essere la guida per i magistrati di oggi e di domani. Posso assicurare che, e questo mi fa piacere, che oggi come oggi presso i nostri uffici giudiziari ci sono tanti magistrati che si impegnano quotidianamente nel lavoro, escono tardi la sera, e quindi questo può essere l'auspicio per il futuro. Assessore, anche la Regione ricorda il giudice Rosario Livatino. Sì, sono qui a rappresentare il governo Schifani in questo momento di commemorazione. Per me è particolarmente emozionante perché io il giudice Livatino l'ho conosciuto quando ero al liceo. Io ho frequentato il suo stesso liceo classico qua a Canicattì, e lui è venuto per farci una lezione sulla legalità organizzato allora dalla professoressa Abate, e dopo pochi mesi abbiamo visto la sua crudele uccisione, per cui per noi ragazzini di quella generazione capire cosa fosse la mafia è stato semplice, perché lo abbiamo immediatamente avvicinato, quel gesto, quella violenza, quell'assassinio di un uomo per bene, che era venuto a parlare a degli studenti con l'umiltà di chi non aveva la presunzione di insegnare, ma la presunzione di farci comprendere quello che era il fenomeno mafioso che lui stava combattendo. Una lezione di vita che mi resterà per sempre, per cui oggi ho subito accolto la richiesta del Presidente Schifani di rappresentare il governo qui, in questo momento importante. Dottore Melato, anche lei qui oggi per ricordare il triste evento di Livatino? Non c'è dubbio, una presenza sentita e doverosa. Sono passati 34 anni dalla tragica aggressione del
povero giudice Livatino, ma come dicevo nel corso della mattinata e in un'altra occasione, questi 34 anni in realtà sono tanti ma sono anche pochi, perché il ricordo di Rosario Livatino è rimasto fortissimo in tutti, e non solo nella nostra terra, ma forse è anche ancora di più in tutto il territorio nazionale, al nord Italia, dove moltissime scuole sono dedicate al giudice Livatino e dove il ricordo di questo ragazzo così trucidamente ucciso è portato avanti soprattutto nelle scuole con grandissimo interesse e con gran fervore. Quindi dicevo, la presenza è doverosa ed è piacevole, ovviamente in un momento di dolore, ma è piacevole constatare per l'appunto il ricordo sempre forte che in tutti noi alberga. Sindaco, il comune di Agrigento da lei rappresentato è qui per ricordare i 34 anni dell'uccisione di Livatino. Sì, anche Agrigento è presente. Sono passati 34 anni dalla barbara uccisione del giudice Livatino. È luogo comune dire che il tempo cancella, il tempo fa dimenticare. Eppure oggi noi siamo qua. Siamo qua perché non dobbiamo essere qua, ma vogliamo essere qua. Sentiamo di essere qua per celebrare un grande uomo che con il sacrificio della propria vita ha lasciato ai posteri il senso dell'onestà e della correttezza, è stato d'esempio per i nostri giovani. E il ricordo del giudice Rosario Livatino è anche nelle parole del ministro Piantedosi, che ho già detto: magistrato coraggioso, uomo di fede, servitore dello Stato, Livatino ha pagato con la vita il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata. Con le sue indagini fu tra i primi ad individuare gli stretti collegamenti che legavano malavita e gruppi imprenditoriali, dando così nuova linfa all'azione di contrasto alle mafie. Ricordiamo oggi, sottolinea il suo sacrificio, perché i valori che lo ispirarono continuino ad essere un faro di speranza ed esempio per tutti coloro che, opponendosi alle logiche della prevaricazione e della violenza, sono impegnati ogni giorno in difesa della legalità e della giustizia. E ricordiamo che il giudice ragazzino fu assassinato da Gaetano Pozzangaro, oggi pentito di ciò che ha fatto, e Fabio Marchese Ragona, giornalista, riportò su Panorama i contenuti di un incontro che ebbe con Pozzangaro e una dichiarazione che testualmente anche noi oggi ripetiamo: io non sapevo nemmeno chi fosse Rosario Livatino, ho saputo di lui poco prima della sua uccisione. C'era stato detto che il dottor Livatino aiutava altre persone contro di noi e che veniva contro noi giovani. Noi ci abbiamo creduto, testimoniato poi per la causa di beatificazione di Livatino, perché era doveroso, dice Pozzangaro: oggi mi farei ammazzare piuttosto che rifare ciò che gli ho fatto, e lo prego ogni domenica a messa. Il mio più grande rimorso, dice Pozzangaro, non aver avuto il coraggio di chiedere scusa ai suoi genitori. E adesso chiudiamo questa pagina dedicata al giudice Livatino e ne apriamo un'altra con la protesta del sindacato SAP e del Nursind, che racchiude gli infermieri che lavorano all'interno della casa circondariale, che denunciano che c'è una forte carenza di personale e che quest'ultimo è troppo spesso oggetto di aggressioni. Sentiamo. Oggi protestate qui davanti alla prefettura, in particolare per la carenza del personale. Avete denunciato che la situazione al carcere è particolarmente critica. Allora, io per rispondere alla sua domanda le voglio leggere un messaggio che mi è appena arrivato da un collega di 58 anni, prossimo alla pensione, padre di una ragazza con disabilità. Buongiorno a tutti, mi dispiace tantissimo per non essere presente alla manifestazione di oggi, in quanto sono in servizio. Anche ieri sera, come ormai da un po' di tempo, tanti di noi non abbiamo avuto la possibilità di usufruire della mensa di servizio per le molteplici criticità. Spero tanto che oggi ci sia uno spiraglio con questa manifestazione, altrimenti saremo costretti ad alzare la bandiera bianca. Cosa vuole che io aggiunga rispetto a questo messaggio?
Noi tempo fa, esattamente nel mese di luglio, avevamo denunciato una situazione disastrosa. Il 29 di agosto, scusate, abbiamo dato conferma nel nostro sit-in. Giorno 19, l'altro ieri, 19 di settembre, siamo stati convocati dal provveditore regionale, dottor Maurizio Veneziano, fra l'altro da poco insediatosi in regione. Abbiamo registrato la sua massima collaborazione, la sua massima stima e vicinanza. Ci ha promesso che non lascerà Agrigento, come gli altri istituti, in balia di se stessi. Noi però dobbiamo fare la nostra parte ed oggi siamo qua per recriminare almeno 30 unità di polizia penitenziaria in missione ad Agrigento per garantire sicurezza al corpo docente che adesso inizia a venire alla Petrusa per fare le lezioni ai detenuti, agli operatori sanitari, sapete benissimo, medici, infermieri aggrediti all'ordine del giorno, garantire e ripristinare l'ordine alla sicurezza all'interno del reparto, garantire le videoconferenze e poi evitare, se possibile, di avere, o meglio, chiediamo risorse e mezzi per contrastare il fenomeno dei droni. Voi sapete benissimo il fenomeno dei droni cosa comporta. Oltre a portare telefonini e sostanza stupefacente, purtroppo potrebbe portare altro. Lascio a voi lo spazio di immaginare che cosa. Ci tengo a precisare che una compagine così folta è grazie ai pensionati che sono presenti e ai miei colleghi che sono sbondanti dal turno notturno. Grazie. Ecco, anche voi protestate oggi in supporto dei colleghi della Polizia Penitenziaria? Anche oggi noi operatori sanitari protestiamo grazie all'invito del sindacato SAPPE, dell'invito che ci ha fatto, perché gli operatori sanitari chiedono una maggiore sicurezza all'interno del carcere. L'azienda sanitaria provinciale si sta adoperando a mandare personale, infatti abbiamo in missione nuovi colleghi infermieri a partire dal 1° ottobre. Però quello che chiediamo a noi è una sicurezza, perché io ricevo giornalmente, in maniera quotidiana, dei miei colleghi telefonate per quanto riguarda sia le aggressioni verbali che per quanto riguarda l'aggressione fisica. Quindi noi possiamo garantire sicurezza sull'ambiente sanitario, però chiediamo e pretendiamo che riceviamo sicurezza sia fisica, che noi non possiamo più andare avanti andando al lavoro non sapendo se poter ritornare, perché molti colleghi vengono aggrediti. Quindi chiediamo agli organi preposti, degli organi della sicurezza, che ci garantiscono la sicurezza sul posto di lavoro. E adesso spazio alle notizie dalla regione siciliana. C'è stato un vertice di maggioranza a Palazzo d'Orléans che ha permesso alla maggioranza appunto di condividere la data del 15 dicembre per le prossime consultazioni elettorali relative alle ex province. Vertice di maggioranza a Palazzo d'Orléans fa il punto su azione di governo e nuovi punti programmatici. Il vertice ha condiviso intanto la data del 15 dicembre per le prossime consultazioni elettorali relative alle ex province. Il presidente della regione ha aperto la riunione con una relazione sugli obiettivi raggiunti nei primi 2 anni di mandato, su temi di entrate tributarie e rating da parte delle agenzie internazionali, sblocco dei concorsi, riduzione della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte della Regione e avvio dell'iter per la realizzazione dei termovalorizzatori. Dal confronto tra i partiti sono poi emersi ulteriori punti programmatici che dicono saranno oggetto di interventi mirati: l'incremento delle risorse contro il caro voli, i giovani siciliani con misure di sostegno degli universitari, il piano casa per prestiti a zero interessi per la ristrutturazione di case e l'efficientamento energetico per le giovani coppie nei centri storici. Certamente punti importanti da sempre sul tappeto di chi governa, che dovranno però fare i conti con le limitate finanze delle casse della regione. 2 vigneti sono stati danneggiati in contrada Garcitella a Campobello di Licata, il primo con un danno minore, il secondo che ha raso al suolo circa 3/4 dell'intera coltivazione di uva Italia. Indagini sono in corso, ma c'è forte preoccupazione per gli episodi e proprio su questi furti di prodotti agricoli nelle campagne c'è l'allarme di Rosario Marchese Ragona, presidente di Confcoltivatori.
La Confederazione Provinciale di Confagricoltura Agrigento denuncia l'ennesimo furto di prodotti agricoli quali uva da tavola, pesche e melograni nelle aziende agricole. Per questo, afferma in una nota il presidente Rosario Marchese Ragona, proponiamo di stabilire un tavolo tecnico ove sia possibile, in presenza degli attori preposti, istituzioni e forze dell'ordine, garantire un controllo del territorio, in particolare delle aree rurali. In questi giorni, sottolinea Marchese Ragona, abbiamo notizie di furti corposi di frutto pendente uva Italia nell'areale canicattinese, fatto questo che crea problemi economici ai produttori e ai coltivatori. E poi conclude: se le aziende agricole da un lato sono chiamate tra mille difficoltà a cercare di realizzare sviluppo ed economia, dall'altro è auspicabile garantire loro sicurezza nelle campagne. Per questo comunica la massima disponibilità a partecipare ad un tavolo tecnico di lavoro per soluzioni idonee alla vicenda. Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Licata presso le attività ricettive della Movida locale, dove, al termine di un servizio coordinato, svolto nella tarda serata di ieri nel comune di Campobello di Licata, i militari, collaborati dalle articolazioni specializzate dell'NIL di Agrigento e del NAS di Palermo, hanno proceduto al controllo di un disco-bar elevando numerose contravvenzioni a carico del proprietario, per inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, violazioni in materia di autocontrollo e norme igienico-sanitarie, nonché per aver avviato la sua attività in difetto di autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande alcoliche. Complessivamente le sanzioni elevate ammontano a oltre 19.000 euro. E il comune di Porto Empedocle, con il patrocinio dell'avvocato Girolamo Rubino, ha impugnato davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa l'ordinanza cautelare del TAR di Palermo, che ha accolto la domanda promossa nel ricorso proposto dal RTI SRL, società mandataria di un raggruppamento di ditte specializzate nel servizio di smaltimento dei rifiuti e di igiene pubblica operanti nell'Agrigentino. Il comune di Porto Empedocle dunque non dovrà corrispondere alcuna somma in attesa del giudizio di merito. E ieri l'associazione Alzheimer di Agrigento ha aderito all'Alzheimer World Day e lo ha fatto organizzando una passeggiata all'interno del giardino sensoriale della Valle dei Templi e dando così vita a un forte momento di sensibilizzazione molto partecipato, del quale vediamo tra poco le interviste e le immagini. Giornata dedicata all'Alzheimer, la vostra associazione compirà questa visita al giardino sensoriale? In occasione della giornata mondiale, che è domani, abbiamo approfittato del pomeriggio per visitare il giardino sensoriale, il giardino che riporta alla memoria dei nostri utenti antichi ricordi. Le piante aromatiche, le piante mediterranee saranno il momento per ricordare, fare riaffiorare, e anche la visita al parco, chiaramente i templi, i ruderi faranno ritornare alla memoria tanti ricordi. La giornata mondiale, comunque, il nostro incontro di oggi serve anche per sensibilizzare sui temi di questa patologia che colpisce non solo chi è malato, ma soprattutto i familiari, perché la famiglia viene coinvolta in maniera molto importante 24 ore su 24. Quindi noi vogliamo dare un po' di sollievo con la nostra presenza, con il nostro aiuto a queste famiglie che vivono questa realtà. Purtroppo è ancora molto radicato c'è un retaggio psicologico che blocca queste famiglie, ma la condivisione dei problemi, il discorso di avere la possibilità di alleggerire un pochino il peso è invece fondamentale, perché ai malati bisogna ridare anche la dignità. Non basta tenerli a casa, non basta l'affetto personale, bisogna anche fargli fare tante di quelle cose che magari il familiare pensa che non possano fare più. E invece è fondamentale ridare l'opportunità di mantenere rapporti di convivialità, di socializzazione, ed è quello che noi facciamo nella sede dell'associazione. A parte le terapie occupazionali, le stimolazioni cognitive,
ma il problema è proprio far rivivere a queste persone i momenti belli, i momenti piacevoli di musica, di ballo, di danza, quindi momenti di serenità e di sollievo per le famiglie. Parliamo della vostra associazione che storicamente da diversi anni si impegna nel territorio. L'associazione è nata nel 2006 ad opera mia e di mio marito nella OAMEL e porta avanti questa attività da tanti anni. Abbiamo avuto un piccolo blocco, ma ora riprendiamo riprenderemo anche le attività in presenza in associazione con un gruppo che ci aspettiamo sia sempre più numeroso di volontari, ma soprattutto anche che si avvicinino tante famiglie nuove che hanno, ritengo, anche dovrebbero capire che l'aiuto e la condivisione dei problemi serve solo a farli diminuire, a farli sembrare più leggeri. Sono qui con la presidente dell'associazione Alzheimer, la quale poc'anzi ha già espresso ampiamente quale attività noi svolgiamo all'interno dell'associazione. Quello che volevo sottolineare è riprendere il discorso del retaggio culturale che c'è ancora non solo nell'Agrigentino, ma è diffuso in tutta la nostra penisola. L'associazione non offre terapie farmacologiche, offre un supporto psicologico e mette in campo attività non farmacologiche che aiutano, non solo stimolano le capacità residue delle persone che vengono da noi con l'Alzheimer, ma aiutano la famiglia a comprendere come devono dare supporto e aiuto all'interno della famiglia, perché lì il problema. Noi facciamo delle visite domiciliari assieme alla Presidente, ma poi quando andiamo via loro devono essere in grado di comprendere come approcciarsi quando hanno determinate problematiche. Quindi dobbiamo anche lavorare sul discorso di coinvolgere volontari giovani, che giovani propositivi ce ne sono parecchi nell'Agrigentino, perché oggi col discorso dell'innovazione della tecnologia, i giovani sono molto esperti, si possono fare, ci sono già da Agrigento dei programmi in altri settori del sanitario, sociosanitario, si possono mettere in campo attività di consulenza o di supporto con teleconsulto e telemonitoraggio attraverso l'innovazione e con i fondi che verranno poi distribuiti per il piano regionale Alzheimer che è già in essere. E sullo stesso tema il Libero Consorzio ha aderito alla Giornata Mondiale per la lotta all'Alzheimer, illuminando di viola, colore del fiore Non ti scordar di me, simbolo della malattia, la facciata centrale del palazzo dell'ex provincia. Restiamo in tema di salute perché si è svolto ieri ad Agrigento il secondo simposio di radioterapia. Per noi lo ha seguito Arturo Cantella. Ecco, parliamo di questo secondo simposio ad Agrigento di radioterapia. Sì, quest'anno, dopo il successo della prima edizione, in cui si parlava di tumori della mammella e della prostata, affrontiamo altri due temi oncologici molto importanti, quello delle neoplasie ginecologiche e quelle delle neoplasie del polmone. Neoplasie ginecologiche che vedono diciamo, chiaro-scuro oggi, perché abbiamo ancora i tumori dell'ovaio che presentano una percentuale di guarigione ancora troppo bassa rispetto a quelle che sono le nuove diagnosi, e quindi la sfida è quella, attraverso l'implementazione delle ricerche sul genoma, di capire quali sono le potenzialità e soprattutto le possibilità di interazione tra i farmaci che già conosciamo e i nuovi farmaci immunoterapici con le tecniche di radioterapia sempre più precise, che sono volte a portare la radiazione sul bersaglio tumorale, avvalendosi dell'aiuto dei farmaci in questo senso. Dall'altro lato abbiamo il tumore della cervice uterina, che oggi si possono avvalere invece delle campagne di screening sulla vaccinazione, soprattutto dei bambini dall'età di 12 anni in poi, e che in certi paesi hanno portato quasi alla scomparsa di questa neoplasia. Oggi noi purtroppo, soprattutto in provincia, per la presenza soprattutto di molte donne che non sono europee, abbiamo ancora un alto tasso di questa patologia, soprattutto che si presentano già in fase avanzata al
alla loro diagnosi, ma anche per questo tipo di patologie oggi, come ci dice anche negli ultimi lavori presentati all'ESMO di Madrid, oggi abbiamo la possibilità di poter agire anche in questi casi per poter aumentare i tassi di controllo e quindi di sopravvivenza utilizzando l'integrazione tra nuovi farmaci e vecchi farmaci. Le neoplasie del polmone vengono affrontate perché comunque il tumore del polmone resta il big killer, cioè la prima causa di morte nell'uomo e la seconda causa nelle donne. Si pone l'attenzione su quelle che possono essere la diagnosi precoce, quali possono essere i soggetti che possono beneficiare di una diagnosi precoce per cercare di colpire il più precocemente possibile una neoplasia che molte volte non dà scampo perché viene diagnosticata in una fase più avanzata, e si cerca oggi con dei nuovi farmaci e l'integrazione tra i chimioterapici e gli immunoterapici di poter far usufruire un setting diverso di pazienti, soprattutto nei microcitomi polmonari in fase iniziale, ma anche nei pazienti oligometastatici, cioè quei pazienti che presentano un numero diciamo minimo di metastasi, tali da poter comunque garantire un trattamento integrato radio e chemioterapico per mantenere un controllo di malattia. E dirige il reparto UC ad Agrigento, ecco qual è la situazione, insomma, un quadro della situazione. Oggi noi dal marzo di quest'anno siamo dotati di un aggiornamento tecnologico molto importante che pone la nostra ASP allo stesso livello di assistenza delle altre ASP siciliane, se non oltre, perché siamo in grado di garantire trattamenti personalizzati volumetrici ad intensità modulata e stereotassici che fino a febbraio non era possibile realizzare. Grazie a questo aggiornamento noi siamo proiettati verso una maggiore efficienza ed efficacia dei trattamenti radioterapici di ultima generazione, integrati con quelle che sono le moderne conoscenze della oncologia medica e dallo stesso lato con la stessa velocità di attenzione alla tecnologia manteniamo però la nostra attenzione verso il paziente e verso quelli che sono i percorsi di umanizzazione delle cure. Proprio la settimana scorsa infatti abbiamo inaugurato come primo centro di radioterapia in Italia la Campana della Vittoria, una campana che sta a simboleggiare la fine del percorso dei trattamenti radioterapici, dall'alto valore simbolico ma di un grande impatto, quello che è la speranza dei pazienti che completano il trattamento, per gli altri pazienti che in sala di attesa aspettano anche loro di completare un loro percorso. Lei darà il suo contributo a questo secondo simposio sulla radioterapia? Sono molto contento di essere a questo simposio di radioterapia dall'amico Michele Bono, che è uno stimatissimo collega, e questo è un evento molto importante perché diciamo, riunisce a livello multidisciplinare gli oncologi medici, i chirurghi, i radioterapisti oncologi per discutere ovviamente di quelle che sono le modernizzazioni in campo della cura dei tumori e dal punto di vista della radioterapia, l'evoluzione tecnologica e i miglioramenti per i nostri pazienti purtroppo affetti da cancro. Ecco, si fa un passo avanti nella cura? Il passo avanti nella cura c'è, abbiamo farmaci innovativi, ben tollerati, abbiamo apparecchiature sempre più precise, abbiamo delle diagnosi dei tumori sempre più anticipate e questo consente di aumentare i tassi di cura in modo importante. Lei ha ritenuto di venire oggi qui ad Agrigento proprio per dare il suo contributo? Sì, assolutamente, vengo con piacere in Sicilia, ho delle origini siciliane, poi di Agrigento, i miei genitori stanno a Ribera, quindi vengo con piacere, ma sono venuto soprattutto ovviamente per le motivazioni scientifiche importanti di questo simposio. Come valuta questo simposio, questa iniziativa? Questa iniziativa sta andando molto bene, ci sono colleghi da tutta la Sicilia, anche alcuni colleghi come me fuori regione, è un importante evento, una kermesse per discutere assieme in modo importante degli aggiornamenti per la cura dei nostri pazienti. E parliamo adesso di prevenzione. Ieri è stata celebrata la giornata mondiale contro i tumori ginecologici con un Open Day del quale vi riferiamo in questo servizio. Lo screening quindi si fa dai 25 ai 30 anni, facciamo il pap test, dai 30 anni ai 64 anni facciamo invece l'HPV DNA test.
Voglio ribadire anche un altro concetto, l'importanza degli stili di vita, mangiare bene, avere una corretta alimentazione, fare attività fisica regolarmente e non fumare, chiaramente è importante in generale per il benessere della persona, ma anche per la prevenzione dei tumori, perché un organismo sano che ha un buon metabolismo chiaramente reagisce meglio a delle situazioni che la possono aggredire. Voglio spendere una parola veloce sugli altri tumori e collo e l'utero. Lo screening esiste solo per il tumore e collo e l'utero, per il tumore dell'ovaio, per il tumore dell'endometrio, per il tumore della vulva non esiste uno screening, ma se la donna fa ogni anno periodicamente una visita ginecologica con ecografia sia che riguarda l'utero, quindi l'endometrio, sia le ovaie, e fa la visita ginecologica, chiaramente è più facile andare a intercettare precocemente chiaramente delle lesioni pretumorali o tumorali vere e proprie in fase iniziale. Quindi ribadisco l'importanza della prevenzione, di fare i controlli regolarmente, fare lo screening regolarmente, ma ribadisco l'importanza degli corretti stili di vita e comportamentali che sono fondamentali. Dottoressa, l'importanza della prevenzione, oggi si parla di tumori femminili. Sì, oggi si parla di tumori femminili e la prevenzione è importantissima ed è fondamentale, perché soltanto grazie a una diagnosi precoce possiamo intervenire in maniera adeguata e sicuramente per salvaguardare la salute e la qualità della vita. L'importanza di questa giornata. Oggi 20 settembre è la giornata appunto dei tumori femminili e quindi siamo qui al centro commerciale per essere presenti, fortemente presenti, e per ricordare alla popolazione, a tutti quanti, che la prevenzione è fondamentale e che noi siamo presenti e ci siamo sempre. E ci fermiamo adesso per il consueto spazio pubblicitario, torniamo tra pochissimo. Incidente stradale ieri in contrada Mare Dolce tra Naro e Camastra. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento sono stati un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote e una sedicenne di Naro. Il giovane, stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita, ma nell'impatto avrebbe perso un dito. E un nuovo grido d'allarme, questa volta riguarda Realmonte, dove a metà strada tra Scala dei Turchi e la Villa Romana c'è il torrente Mulè. L'associazione ambientalista denuncia che questo torrente dovrebbe contenere solo acque bianche, invece a monte molte abitazioni scaricano le loro fogne e inevitabilmente quando piove tutto finisce in mare. Al di là del problema ambientale, lamenta Mare Amico, non è possibile mantenere in una spiaggia così importante dal punto di vista turistico una situazione di così grave degrado. E il Codacons, attraverso Giuseppe Di Rosa, responsabile del Dipartimento Regionale Trasparenza Enti Locali e fondatore dell'Osservatorio Agrigentino sui diritti degli utenti del servizio idrico integrato, ha inviato una formale richiesta di incontro al prefetto al momento di non ha Agrigento, ritenuto più dottor di Filippo manifestare Romano. davanti al Comune, anche se ci sono stati degli sviluppi relativamente a due sorgenti, due fontane, quella vicino a Acquamara, vicino al Comune, e quella di Porta Panitteri. Ecco, brevemente qual è la situazione al momento su queste due fontane e se lei ha lanciato anche un appello alle associazioni, coadiuvato anche alle associazioni, di una ripresa della protesta per l'acqua, perché in realtà molti quartieri ancora soffrono la distribuzione idrica di diverse settimane, mentre si vuole dare un'idea di normalizzazione. Ma guarda, intanto vogliono dare un'idea di normalizzazione, stanno pubblicizzando la fine della crisi idrica. Non è così, c'è ancora un decreto ministeriale, crisi idrica c'è, abbiamo notizie di 32 giorni di attesa per alcuni quartieri. Noi siamo lì, il sit-in potrebbe riprendere da un momento all'altro. Stiamo attendendo che il sindaco renda pubbliche le analisi delle acque sia di Porta Panitteri che di Acquamara. Acquamara, che tutti sanno, è all'interno del Teatro Pirandello, la fonte è un ipogeo, la Porta Panitteri invece è in zona proprietà Picarella. Il prefetto il 4 di aprile, al quale abbiamo scritto e chiesto immediatamente un incontro, il 4 di aprile il prefetto aveva lanciato al Palazzo della Prefettura presso
la sala Giglia dell'ex provincia regionale, avevo lanciato un appello ai sindaci: ditemi se ci sono fonti da requisire e mettiamolo immediatamente in rete, perché la crisi idrica sarà abnorme. Questo è ad aprile, siamo a settembre. Il sindaco di Agrigento non ha fatto nulla, è fermo al palo. Lui dice di lavorare nel silenzio, ma il silenzio è tombale. Non ci sono fonti, non hanno reperito pozzi, non si è reperito nulla. Si parla di dissalatori, abbiamo sempre detto noi che i dissalatori erano l'ultima ipotesi perché costeranno un mare di soldi agli agrigentini, ma si parla anche di dissalatori mobili, che sono quelli che invece avevamo chiesto nell'immediato, l'affitto di 2 dissalatori mobili per mettere acqua in rete. Non hanno fatto nulla. Adesso ci sono i soldi del governo nazionale, ma il sindaco è ancora fermo a palo, cerca di organizzare manifestazioni, e ieri sera una manifestazione è stata, c'erano appena 20 persone che la vedevano, non si pubblicizzano. Sappiamo tutti come sono andate un paio di manifestazioni al Teatro Pirandello preparatorie al 2025. Questa è l'amministrazione. Una cosa ci tengo a dire, che la stampa non dia notizie di fine di crisi, perché non è così. Se loro dicono che c'è la fine della crisi, non è così, accertatevi. Non c'è la fine della crisi, siamo ancora in piena crisi. Naturalmente le piogge sono arrivate e si potrà distribuire un po' meglio l'acqua, però la crisi c'è. Le due fonti abbiamo chiesto che vengano messe a disposizione. Chiarisco che quella di Fonte Amara, dell'Acqua Amara, ha delle problematiche, ma che sono risolvibili. Così com'è non si può bere, non si può utilizzare per usi umani. Si può risolvere mettendo degli additivi. Quella di Porta Panitteri sembrerebbe uguale. Noi siamo lì, pronti a tornare a fare il sit-in, perché Agrigento merita un'amministrazione che la amministri e che non che la utilizzi solo per feste e festini. Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta alle 5 in mare, registrata al largo della costa occidentale della Sicilia. L'ipocentro è stato localizzato a largo delle Egadi, davanti alla costa trapanese, a circa 1 chilometro di profondità. La scossa di tipo ondulatorio è stata avvertita distintamente dalla popolazione di Trapani e delle zone limitrofe. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e dai carabinieri, però non si registrerebbero danni. E adesso apriamo la pagina dello sport. A Favara domani il derby dell'Agrigentino per antonomasia tra Castrum Favara ed Acragas. Purtroppo alla partita non potranno assistere i tifosi residenti ad Agrigento per una nota emanata dalla questura che ne ha vietato la trasferta. Intanto le parole di mister Bonfatto e poi il servizio di Carmelo Lentini. È considerato da sempre il derby di calcio agrigentino per antonomasia, quello che si gioca tra le città di Favara e Agrigento, qualsiasi sia la categoria in palio. Domani allo stadio Broccoleri di Favara di scena ancora una volta il derby tra Castrum Favara e Acragas per la terza giornata del campionato nazionale di Serie D. La squadra di casa nelle due partite ha realizzato soltanto un punto, un pareggio, perdendo poi ad Acireale. Invece gli agragantini sono reduci purtroppo per loro di 2 sconfitte. Sarà sicuramente un derby sempre con altissima adrenalina, quello che si disputerà domani. La cosa che dispiace è che ancora una volta i tifosi agrigentini non potranno venire allo stadio a Favara per la nota della questura di Agrigento che vieta appunto che gli agrigentini possano andare allo stadio. Le due squadre sono sicuramente pronte nonostante questo deficit. La tifoseria favarese è galvanizzata al massimo. Praticamente la prevendita in tribuna coperta è quasi andata del tutto esaurita. Come al solito
Il derby si sente e si sente moltissimo. Questa mattina mister Pietro Longo ha fatto l'ultimo allenamento di rifinitura dove hanno partecipato anche i 4 nuovi acquisti che sono stati predisposti dalla società per rafforzare l'organico a disposizione. Domani sicuramente scenderà in campo la migliore formazione possibile, ma sentiamo le interviste subito dopo l'allenamento finale. Stiamo lavorando in un modo straordinario, c'è entusiasmo, c'è consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti, sappiamo che è un avversario importante, con un allenatore che io stimo tanto, è un derby molto sentito. Martedì abbiamo analizzato la partita da Cereale e poi subito ci siamo buttati in questa partita importante per la nostra gente, per la nostra società. Credo che una partita che fa storia a sé in questo campionato, no? Credo che un derby molto sentito, noi stiamo facendo di tutto per prepararci in un modo importante per regalare una grande soddisfazione alla nostra gente. Speriamo lo voglio dire, noi vorremmo regalare questa grande soddisfazione, però abbiamo bisogno dei nostri tifosi, della nostra gente che ci spinga in avanti, avere coraggio, di avere questa spinta del 12° uomo in campo che ci spinge in avanti per cercare di vincere questa partita che al di là dell'importanza dell'incontro, ma ci sono punti in palio e noi dobbiamo cercare di fare i punti e di scalare la classifica e di posizionarci in una classifica che rispecchia il valore di questa squadra. Ieri sono stati tesserati altri 4 giocatori che ti consentono di robustire l'organico, anche se Mattia Palma deve scontare una giornata di squalifica, ma gli altri 3 già sono convocati. Sì, la società ha fatto questo ulteriore sforzo, credo che sono giocatori che vengono a rinforzare l'organico, Palma è squalificato, vediamo di cercare di sfruttarli in un modo adeguato, in un modo intelligente, però io credo che la squadra che ha fatto queste partite credo che dà grande garanzia, grande solidità. Io credo che siamo a buon punto sotto l'aspetto tattico, motivazionale. È una partita che è un altro bando di prova che dobbiamo dimostrare che stiamo facendo passi in avanti sotto l'aspetto tattico, tecnico e di consapevolezza dei nostri mezzi. La situazione è bellissima, ho visto ieri tanti striscioni che i tifosi hanno messo in giro per Favara, quindi siamo pronti, la gente viene in massa a comprarsi i ticket, già siamo a buon punto, siamo tutti un po' il derby, quindi spero che ci sia una domenica di festa con tante ragazze, tante donne e un pubblico spettacolare. Ti abbiamo visto in settimana ogni giorno allo stadio, insieme a tutta la dirigenza. Non è tanto legato al derby, ma a una Serie D che impone l'impegno costante di una dirigenza. Cosa è cambiato nell'organizzazione societaria? Ma è cambiato un po' di cose. Essere sincero, noi abbiamo una bella società, quindi siamo tutti compatti, ognuno si fa il suo lavoro e di questo colgo l'occasione per ringraziare tutti uno per uno, perché gli impegni sono tanti, ci sono tante cose da fare e la mia presenza è giusto anche per sostenere tutta la società, essere presente io, Marrone e tutti i dirigenti è importante anche per la squadra, è una cosa fondamentale. Si va verso già il sold out della tribuna coperta dopo meno di 24 ore di prevendita. Che appello possiamo fare ai tifosi? Allora, già siamo a un buon punto, mancano pochi posti in tribuna, c'è la gratinata che ci sono tantissime ancora ticket che si possono fare, che dire, direi di venire tutto allo stadio, il derby è una partita speciale, è una cosa meravigliosa, domani dobbiamo riempirlo questo stadio per dare calore e amore alla squadra. Domani
ospite del Brucoleri l'Agragas, non bisogna farsi condizionare dallo 0 punti in classifica, perché la formazione agregantina è un 11 di tutto rispetto. Ma questo campionato ad oggi, visto come si stanno svolgendo le partite, con le 2 prime giornate, io dico che squadre scarse o cuscinetto, come si suol dire, non ce n'è. Né chi sta a 0 punti né chi ha 1 punto, ma in ogni caso è una squadra molto quadrata e quindi noi non dobbiamo mai sottovalutare nessuno, né chi sopravvalutare né sottovalutare. Noi dobbiamo fare la nostra partita. Mi dispiace per i tifosi agrigentini che non c'è la possibilità di ospitarli, ma purtroppo a volte per qualche sciocchezza si pagano queste situazioni. Quindi speriamo bene. Castrum e Favara Acregas sarà un derby senza sostenitori biancazzurri sugli spalti. Che si tratti di una gara molto delicata per entrambe le squadre, non ci sono assolutamente dubbi di sorta. La compagine favarese ha un solo punto in 2 gare contro i cugini che attualmente si trovano a 0. Basta leggere la classifica e si capisce subito qual è l'ostacolo importante per entrambe le squadre. Ne soffre la classifica in un torneo ricco di compagini siciliane, dove ogni domenica si dovranno affrontare molti derby. Per questa sfida il tecnico acregantino Lillo Bonfatto dovrà fare a meno del difensore Angelo Recchichi, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Intanto le sedute di allenamento della prima squadra biancazzurra, in programma venerdì pomeriggio e sabato mattina, si sono tenute rigorosamente a porte chiuse. Potrebbe giocare l'ultimo arrivato, l'attaccante greco Christopoulos, per il quale era atteso il transfer. Domenica ancora da definire, ma è probabile che si inizi con lo stesso 11 anti-Pompei di domenica scorsa, con la variante del difensore Portella al posto dello squalificato Recchichi. Infine sarà una terna arbitrale tutta siciliana a dirigere questo match Castrum Favara Acregas del Giovanni Brucoleri a partire dalle ore 15. Si tratta dell'arbitro Benito Saccà di Messina con assistenti Marco Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto e Dario Testai di Catania. Per quanto riguarda le altre gare della terza di campionato, la gara Nissa-Siracusa sarà vietata ai tifosi ospiti per disposizione della prefettura di Caltanissetta. In campo ci saranno poi Città di Sant'Agata Regina, Pompei Sambiase, Locri Vibonese, Ragusa Acireale, Scafatese Licata, Nuova Egea Virtus Enna e San Cataldese Paternò. Diciamo che in queste 3 partite abbiamo prodotto tantissimo gioco, abbiamo prodotto anche azioni gol, però nella prima è andata tutto bene, in queste ultime 2 partite purtroppo non abbiamo concretizzato il volume di gioco che abbiamo realizzato. Però non possiamo rimproverare niente a questi ragazzi perché ci mettono sempre impegno, sempre fame, però c'è da dire una cosa, è vero che siamo a 0 punti e domenica abbiamo una partita molto complicata, molto difficile, è un derby sentito da tutte e 2 le parti, però noi abbiamo la consapevolezza che vogliamo dimostrare che possiamo ottenere qualcosa, possiamo fare molto di più e dobbiamo fare molto di più. La trasferta di Favara quali insidie nasconde? Ma ripeto, è un derby, il derby succede che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, sicuramente giochiamo in un campo che storicamente è stato sempre un campo ostico, sarà una partita da studiare bene, i ragazzi devono essere consapevoli che la determinazione, l'impegno e la voglia possono fare la differenza. Quanto vale domenica la posta in palio? Ma vale tantissimo. Soprattutto perché secondo me la mia squadra ad oggi si merita qualcosina in più, lo meritano i ragazzi, lo merita la società, lo merita la gente che ad oggi ci sta dando una grande mano, molto contenta. Domenica veramente siamo usciti tra gli applausi, però noi come gruppo, soprattutto noi staff, siamo amareggiati per non aver regalato i punti a questa squadra.
quanto sarà importante l'approccio alla gara, l'atteggiamento durante la partita? No, quello è fondamentale, l'approccio nella partita deve essere fatto in un determinato modo, dobbiamo lottare, dobbiamo correre, dobbiamo sempre sudare la maglia come facciamo ogni giorno durante gli allenamenti, durante le domeniche, dobbiamo essere un po' più cinici sotto porta, dobbiamo essere più cattivi sotto porta e sono convinto che faremo una grande partita. E ancora una notizia di sport, si titola Sport City Day ed è l'evento a cura della Fondazione Sport City che si svolgerà contemporaneamente in tutte le città italiane, Agrigento compresa, con l'obiettivo di promuovere lo sport, i suoi valori, uno stile di vita sano e il benessere. L'evento, che gode del patrocinio del Comune, del CONI, del Panathlon e di Confcommercio, si terrà domani alle ore 15 fino alle 18:30 all'impianto polisportivo di Villaggio Peruzzo. Saranno presenti, afferma Antonio Danna, il presidente del locale comitato dell'ente di promozione sportiva che lo organizza, diverse associazioni che promuoveranno la propria attività con i propri associati e, aspetto importante, sarà offerta ai cittadini la possibilità di partecipare gratuitamente alle varie discipline sportive. Per questo, infatti, afferma, consigliamo di presentarsi con abbigliamento idoneo a praticare attività sportiva. E con questa notizia termina il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordiamo che la nostra informazione è visibile sul 93 alle ore 15, alle ore 20 e alle 3 del mattino. Poi sul 268 in tutta Italia con l'intera programmazione e ancora ovunque voi siate sul sito www.televideoagrigento.tv. A tutti un buon weekend e appuntamento con le prossime edizioni del nostro telegiornale.